Bene raga, ciao a tutti del Comandante Veneziano. Abbiamo le tre partite del girone finale del secondo girone della Champions League. Siamo primi, ma un girone apertissimo. C'è la Lazio, con la Lazio all'Olimpico. Anche un pareggio me lo posso godere. Vai. Eccoci qua. E andiamo, sarà una partita durissima. Lazio, un squadrone. Ah sì, high story. Comunque abbiamo risolto il discorso delle bande nere, ma no, meno male, perché se c'è una cosa che odio è proprio vedere le bande nere sui video. Vai. C'è tensione, Beppe. Classic patch history of football. La 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 la. Eccoci qua, siamo all'Olimpico. Aspetta però, scusate un attimo. Eccoci qua, non sentivo l'audio. Bellissimo l'Olimpico, pioveva a Valencia. Piove all'Olimpico. It's incredible. Vai. Si parte. Valencia, Lazio. C'è Lazio-Valencia. All'Olimpico di Roma. Il Piocco. Nestor Sensini. Poi se c'è ragazzi c'è Tilio Lombardo. Quando c'è Lombardo, sono sincero, sono tranquillo. Djukic. Bravissimo Nestor. Ferma tutti Nestor. Para Nestor. Recupera bene, guardate come di lui. Forse si vede poco dal video, ma c'è un effetto It's Incredible, il classico effetto It's Incredible. La 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 la. Molto bene. Ok, Albelda vede il Piocco. Speriamo che questa stagione, anche se non è, perché vuole partire dall'89-90, però c'è questa, diciamo, questo prologo del 99-2000 che però fa statistica, e quindi per Albo d'Oro e classifica cannonieri. Zabala, il signor Zabala, vede Anglomà, sbaglia tutto, però c'è Angulo. Attenzione, Angulo recupera, grandissimo Angulo! Cosa ha fatto Angulo? Gol senza senso di Miguel Angulo. Il Valencia va in vantaggio, ma un golasso. Angulo perde palla, la recupera solo in pallo e pam! Fulmina Marcheggiani. Guardate che bello, guardiamo anche da questa prospettiva. Il golasso di Miguel Angulo. Golasso della Lazio, del Valencia. Sarebbe importante ovviamente vincere. In questa decade cumendiana. Olè. Il Valencia sembra in forma però. Albelda. Amedeo. Il piccolo Amedeo sbaglia, ma attenzione, recupera Chili. Attenzione, Valencia sublime. Chili Gonzalez la mette in mezzo. Marcheggiani. Fuori. Brutto errore da parte di Chili Gonzalez, che non sta comunque disputando una Champions devastante. Mendieta, Zabala vede Chili ha provato il dribbling ma recupera Pippo Pancalo, signori. Valencia, finalista nella realtà, si vede che è una bella squadra. Questa stagione è stato proprio Valencia-Lazio, dove il Valencia ha distrutto la Lazio, soprattutto all'andata, se non erro con un 5-2. Lazio prova a fare gioco. Grandissimo. Qua non possiamo nominarlo, ma l'inominabile
Attenzione, Mancini. Marcelo Salas. Guardate, sta giocando adesso. Attenzione, Nedved. Pavel Nedved. Attenzione. Pancaro, gol. Incredibile. No, mamma mia. Sbaglia Salas. Ecco, sbaglio anch'io. In questi errori me li porto dietro sui FIFA vecchi, incredibile. Chili Gonzalez. Se ne va. Albelda. Carboni può involarsi. Non è giovanissimo, ma ancora la falcata. Carboni ancora. Madonna. Ma sto crossando come un cioccolataio di Tarvisio Centro. Combatteremo fino alla morte. Occio. No, Salas imbavato. Ancora imbavato. Salas. La salva all'ultimo. Attenzione a Sebastiano. Lazio preme. Ma recupera molto bene il Valencia di record. 1-0. Angulo la decide con un gol a dir poco afrodisiaco. Seconda frazione all'Olimpico. Sta male della Lazio che è qualcosa di divino, stupenda. Una delle più belle della storia, se non la più bella, secondo me. Carboni. Fallo su Carboni. Sì. Pallaccio sul piccolo Amedeo. Chili Gonzalez. La mette in mezzo. Albelda ci prova di testa. Albelda! Madonna! Sfiora il gol. Albelda. Mamma mia, veramente con il gol di Albelda veniva giù lo stadio. Qui all'Olimpico. Ok. Lopez e il Pioco. Bravissimo Lopez. E la dà ad Angulo. Angulo vuole chiuderla. Angulo! Doppietta di Miguel Angulo. 2-0 Valencia. Olimpico ammutolito, ragazzi, Bellissima azione valenziana. Boom! Angulo l'ha messa. Per capire se troviamo l'immagine copertina. Doppietta di Angulo, signori. Valencia sublime. Pavel niente. Posso, ragazzi. Salas ci prova il Matador, ma recupera ancora la difesa spagnola. Qua perdiamo palla malissimo. Nedved entra in area. Mamma mia, quasi gol di Pavelaccio. Bravo Anglomà. Numero di Anglomà. Mendieta vede Claudio. E il Pioco Lopez. Il Pioco. Occhio. No, però. Partita collosa adesso. Mendieta. Bravo Mendieta. Vede Lopez che la perde, il pallone scivola. Perché è un po' in difensiva, non rischiamo. Sarebbe troppo fondamentale questo risultato all'Olimpico. Errore. Bravo Gaizka, ma recupera ancora Diego Pablo Simeone. Occhio, bravissimi. Mendieta la perde. Lazio sta premendo tanto adesso, Mamma mia, la Lazio
con Pippo Pancaro, grande Pippo. Siamo anche noi dei cambi. Mendieta è finito. Mettiamo Gerard. Mettiamo Sanchez. Togliamo Farinos. E piazziamo Milla. Buono, vai Angulo. Angulo oggi in una condizione straripante. Bravo Angulo. Veron se ne va. Sebastiano se ne va. Bruttissimo sto fallo. Guarda come la salva Mihajlovic. Gol. Grande Cani. Fuori. Ok. Abbiamo un po' di riposo i big. Angulo oggi comunque devastante. Questa è brutta però. Mancini il mancio. Gol. No, traverso nel mancio. Che culo, raga. Fallo. Proviamo la botta incredibile con Milla. Non ci credo! Ma errore di Marchegiani! Errore di Marchegiani! E zittisce tutti Milla con un gol strepitoso. Sì, ma Marchegiani qua ha dormito. Vediamo il tiro non difficile. L'ha proprio ciccata Marche, vediamo. Forse la palla scivolosa. La palla scivolosa. Ha beffato Marchegiani. Incredibile. 0-3 ragazzi. 0-3 su una punizione da 35 metri. Valencia Show. Finisce qua 3-0 meraviglioso degli uomini di Hector Raúl Cooper, che con questo 0-3 all'Olimpico, non dico che ipotechiamo, però ne ho visti di peggio. Real pareggia, lo vince col Feyenoord 2-0, mi sembrava un po' impossibile, ecco. Vai raga, contro il Feyenoord bisognerebbe vincere per ipotecare la qualificazione, però siamo attenti che quando meno però siamo troppo sicuri di vincere, non vinciamo mai. No, c'è stata la vittoria con la... è stato veramente un plus incredibile, un 3-0 devastante con un gol di Milla e vabbè, rimarrà negli annali. In Olanda non piove. Angolo, ma con un brutto errore, aveva un brutto ricordo col PSV che abbiamo perso 5-0 nel primo girone, per poco eravamo anche fuori, cazzo. Meno male del gol di Lopez contro il Bayern che ci ha salvato. Però non abbiamo un bel ricordo delle trasferte olandesi. No. Guarda che bavosi! Fuori. Bisillabo di felicità. No, volevo fare un'altra cosa. Fuori, dai. Però sto giocando meglio il Feyenoord per adesso. Bravissimo. No. Ancora, bravo Chili. Chili con 3 proprio un cambio gioco bellissimo per Mendieta. Zabalotto ad Albelda. Albelda, fallo. Fallo, dai! Recupera bene Farinos. Attenzione, fallaccio anche questo, non fischiato. Brutta area qui. Contro il Feyenoord.
a Rotterdam. Bravo Chili, Chili sembra in forma oggi. Attenzione, scinvola Chili. Ah, ha preteso un po' troppo della sua classe. Angolo ma sbaglia. Ocio. Mamma mia, fuori di poco. Gioca bene il Feyenoord. Angulo, il mattatore della partita con la Lazio. Brutto errore qua di Farinos. Brutto. Mamma mia, ha rischiato l'autogol. E di Gonzalez sfrutta la velocità e se ne va. Chili se ne va e vede il Piocco. Bravo Claudio. Passaggio però a dir poco grottesco. Farinos prova la botta. Fuori. Indieta per Pellegrino. Mamma mia, qua rischia il Feyenoord. Niente. Dai fiori, dai. Bravissimo Angulo, ragazzi, è veramente in formissimo. È 0-0 ma ci siamo. La Lazio perde, a questo punto se vince il Real meglio, così siamo più tranquilli e passiamo noi il Real. Bravo Santiagone. Ottimo 1-2. Angulo se ne va. Brutto passaggio però. Perché se la Lazio perde basta un punto. No, guarda come, no, sì, guarda come l'ha salvata. No, perché c'è Yondal, ragazzi, Una cosa che voglio dire negli anni che il Milan vince la Champions, vado col Milan perché voglio difendere chiaramente la Coppa, quindi ve lo dico già. Per fortuna per me, rossonero sono tante le annate dove vinciamo. 89, 90, 90. Scusa un attimo. Mamma mia, scusate, questo è un gol senza senso. Mamma mia, raga, 89, 90, 94, 2003, 2007. Sono tanti gli anni dove dovevo difenderla col Milan, ma qua, ragazzi, ho fatto un gol con Farinos, credo. Azione a dir poco afrodisiaca. Farinos la insacca. – 1-0 al 58esimo, così senza colpo a ferire. In silenzio. Rotterdam è in silenzio. No, brutto errore, bruttissimo. No, che cagata, Calù. Mamma mia. Bravo. Quindi si è visto un po' meno in queste partite Gaia che sbaglia, anche che forse è stanco.
calcio. Bravi. No! Siamo in sofferenza però, che mi dite stanco. Dai. Angulo. Bravo Angulo, vede Angloma. Angloma per 1000. No, ho sbagliato tutto. Portiere, roba nostra. Fuori di poco. Perché è quasi finita. Siamo un po' in difensiva, dai che se vinciamo è fatta. Non ci credo, che culo di gol. Che beffa sulla deviazione. Non ho parole. Vediamo il gol perché veramente non l'ho capito. Tiro, deviata, le arriva proprio addosso. Canizares non piazzato. Ah, eravamo qualificati, che palle. Che gol del cacchio che abbiamo preso. Dai, calma Lopez. Sbaglia tutto, anche Lopez non in grandissima forma. Migliori Angulo. Parinos. Attenzione alla beffa, no? Anche la beffa. Bosvelt. No, nostra. Bravissimo. Che è finita ormai. Che beffa, signori. Però attenzione Claudione. Claudione alla fine. Claudione! Non è il suo piede, si è visto. Peccato. Beh, raga, siamo qualificati, però purtroppo per vincere, cioè per arrivare primi nel girone, è solo una vittoria. E con Real non è semplice. Proprio un gol balordo ho preso. Uno dei più classici gol balordi. Vai, ora almeno siamo sicuri ai quarti, questo è bene. Bravissimo. La regaliamo a Guti. Carlos. Non è che c'è Umberto, C'è Umberto Carlos. No. Attenzione. Per poco. Real attacca. Real vuole dimostrare che è la squadra più forte, giustamente. Bravo Angulo, il migliore in questo momento del Valencia in queste ultime partite. Claudione, che si è mangiato un gol col Feyenoord. Claudione. La sbaglia. Dai fiori, dai. Dormite anche qua.
Gaizka. Claudio non ci arriva. Real Preme, ragazzi, Real Preme molto. Michel Salgado. Steve McManaman. No, che cagata, Redondo, il principe. Mamma mia, ho fermato bene Raul Blanco. Mendieta. Farinos. Claudio per Mendieta ancora. Zabala sbaglia, la mette in mezzo però Chiuli va per il nulla. Mamma mia che brutto. Albelda. Pallaccio. Oh. Mendieta. Fuori di poco, peccato. Ammonito comunque. Mi sembra Fernando Redondo. No, Hierro, scusate, che cazzo dico. Bravo. Lopez per Zabalotto, vai Gaizka. No, non posso fare sti numeri, non è il gioco di Mendieta. Carlos Umberto, mamma Umberto, ora è Morientes il Moro. No, Canizares dorme, non ci credo. Carlos, meno male che tu di destro, mamma mia. Buttala via. Chili. Bravo Chili. Azione sublime valenziana, mamma mia. Valencia super Chili. Chili entra in area, Chili. Ma per nessuno, ma c'è Angulo. Che brutto cross. C'è il primo tempo 0-0, bella partita però. Occhio Beppe. Fallo. Redondo. Attenzione. Carlos, mamma mia, calcio d'angolo del Madrid. Gol del Real, incredibile. Sbaglia Canizares. E Savio. Ha molto Little Mestalla. Porta in vantaggio al Madrid. Ma siamo qualificati comunque. Solo che volevo arrivare prima. Per arrivare prima devo fare 2 gol. Adesso la vedo un po' dura contro un super Real. Farinos. Mendieta. Rigore. Grandissimo rigore. Mamma mia cosa ha fatto Mendieta qua tutto da solo. E si incazza Salgado. Ma è rigore tutta la vita. Adesso Gaizka deve metterla però, Gol. 1-1 subito. 1-1 subito. Bel rigore, dai. Manco male. La prima posizione non è impossibile. Ma subito al Moro Morientes. Subito al Moro Morientes. Mamma mia.
Traverso del Moro. Anche più gioco a sto FIFA, col pacciato, quello che volete, più penso a quanto erano più belli comunque i giochi anche di 8 anni fa, cioè senza andare troppo indietro. Attenzione però Morientes ancora gol. Mamma mia, c'è andata di culo, Attenzione Savio, autore dell'1-0. Savio se ne va. Raul, mamma Blanco, Morientes il Moro da solo gol, incredibile. Raul però si è inventato un tiro di testa devastante. 2-1 Madrid, troppo forte, troppo forte. C'è Savio che ha fatto un miracolo senza senso. Guardate Raul, prende il tempo su tutti e Morientes, boom, a porta vuota. 2-1 per il Madrid. Durato poco il pareggio purtroppo. Claudio, attenzione però Claudio subito che entra. Claudio, Mendieta! Non ci credo. Che brutto. Lopez. Farinos. Madonna. Sbaglia di poco Farinos. Proviamo offensivi. Anzi, andiamo proprio ultra attacking, dai. Adesso tiene palla Real, addormenta la partita. Grande squadra il Madrid, l'anno che vince anche la Champions proprio contro Valencia a Saint-Denis 3-0 senza appello. Attenzione, Raul se ne va, ma Raul ha fatto un colpo di testa prima però senza un senso. Logique. Raul tiene palla. Riesco a toglierla ragazzi, ma cioè guardate che roba! Mamma mia, che Real signori. Addormenta la partita. Che gameplay però, che gameplay, che lavoro che hanno fatto. Savio. Ovviamente sbagliano anche loro, ma Savio la recupera, non ci credo. Mamma mia. Finisce qua, arriviamo secondi nel girone, però va bene dai, adesso avere un po' di fortuna nel sorteggio, ci speriamo anche l'andata dei quarti comunque, io voglio rigiocare. Andata male. Dominato Real. La Lazio ha pareggiato, vabbè, Lazio è disastrosa nel secondo girone. Bayern, madonna. Guardiamo il tabellone. Allora. Abbiamo Real Madrid, Spartak o Lokomotiv. Oddio, un attimo di dubbio. Forse il Spartak. Bayern Monaco, Valencia, Barcellona, Dortmund e Milan Porto. Signori, il Milan ai quarti. Top scorers Andriy Shevchenko. Domina la classifica, capocannoniere. Il fenomeno lascerò là. Qui c'è Sheva. Ok, ci facciamo l'andata col Bayern. No. Vai. Che abbiamo affrontato anche, è vero, nel girone. José Garcia Aranda. No, perché è spagnolo, quindi è un po' impossibile nella realtà. Vediamo sto quarto di finale d'andata. C'erano sicuramente gol in trasferta perché c'erano in quel periodo, quindi non dobbiamo prendere gol al Mestalla. È di fondamentale importanza non prendere gol al Mestalla. Quarto difficile, quarto impegnativo.
col Bayern Monaco. Il Mestaglia però è pronto. Vai! Quarto di finale della UEFA Champions League. Bravissimi. Partenza sublime. Mehmet Scholl, Jeremis. Giovane Elber. Hasan Salihamidzic. Attenzione, aia, brutto. Oh, oh! Mamma mia, cosa ho rischiato. Bravo, Cani. Buono. Mendieta. Farinos. Farinos. Molto good. Mendieta. Non ci credo, la regala a Olli Khan. La regala a Olli. Farinos. Fallo, dai. Bravo. E che ci siamo. Albelda per Angloma. Angloma si invola. Anglo si invola. Angulo. Fuori. Bisillabo di infelicità. Cosa ha fatto qua Effenberg? Mehmet, gol gol. Mamma mia, che rischio. Djukic. Angloma. Angulo. Recupera Effenberg. Tarnat. Elber, fortissimo Elber. Aia. Bravo, ancora ce la mangia il Bayern. E che ci involiamo. Mendieta, Mendieta. Molto bene per Farinos. Ancora Mendieta. Albelda. Che tiro orrendo. Lopez. No, si ostacolano. Occhio, ragazzi. Brutto Elber. Ancora fuori. Mamma mia, sta graziando il Bayern. Da quanto sto sbagliando. La sentiamo, la sentiamo. Attenzione, Mendieta da solo. Gaizka, Zabala. 1-0 Valencia. Sentenza di Gaizka. 1-0 per il Valencia. Gol sublime. Ma il Bayern è veramente addormito qua, quando qui tiri là difficilmente li sbaglio. Canizares. Occhio, Mehmet, Jeremis. Mamma mia, il Bayern però sta veramente sprecando l'impossibile. Bell'uomo Jeremis, uno dei più belli forse. Albelda. Di Gonzales. No. Finisce un primo tempo bellissimo. Cioè, nel senso,
Il Bayern ha giocato molto meglio, ma la stiamo vincendo noi. E questo è quello che conta in realtà. Indietro. Attenzione, Salihamidzic. Babbel. Ocio. Bravissimo. Indietone. Ma cos'è sta roba? Matteus recupera benissimo. Giovane Elber, ancora la sbaglia qua, no, ancora. Ci stanno i... Madonna, ancora Canizares. Ancora Scholl che sbaglia, Elber, gol, ancora Canizares. Mamma mia, stanno dominando, però siamo in vantaggio. Giochiamo un po' in difensiva, un po' paura. Spaziamola. C'è il Pioco, per poco. Dobbiamo farci schiacciare troppo, vediamo se può andare alla difensiva. Relax, come relax. Ho sfruttato l'unica occasione io finora, Brutto. Dai fiori. Pallo. Claudio Lopez. Madonna Lopez. Calcio d'angolo però. Indietro. Recupera Olli Khan. Che buco però c'è Carboni. Perché ste cagate, grazie. Recuperiamo bene però. Molto bene. Lopez! 2 tiri, 2 gol, incredibile Valencia, mamma mia. Troppo cinica la squadra di Hector Raúl Cooper. Mamma mia, bellissimo sto gol, bellissimo. Guarda che passaggio, mamma mia che gol. Che Valencia, che spettacolo. Cerchiamo di non prenderlo, siamo in difensiva. Dovrebbe essere furioso, si vede. Il Mestaglia in festa alla calma. Bravo Chili. Indietro per Albert, attenzione, non ci capisce più niente il Bayern. No, Matteus, no! Gol. Non ci voleva, se lo meritano però. Il Brazzo Salihamidzic. Brazzo Salihamidzic. Doccia fredda, cazzo, 2-0 importante, così pericoloso il ritorno. Attenzione però che non è finita. Si è svegliato adesso il Bayern. In realtà no, ma va bene, sono dettagli, Mendieta. Dai. Buono. Farinos. Angulo. Che erroraccio di Miguel Angulo.
Non adesso. Avanti il culo sui rimpalli. Buttala via, yes, buon gol. È chiaro che il 2-0 era meglio. No, non meritavamo 2-0 assolutamente. Ok. Infatti 6 tiri a 11. Milan vince 2-1, il Madrid pareggia allo Spartak, vedi? Vabbè, se lo Spartak passa, goda. Ok. Abbiamo già qualche risultato? No, ancora no. Raga, un saluto del commendatore veneziano. Champions, incredibile. Ciao!